up before the dawn. And I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Comunicazione e tecnologia, banda larga 3 e 4G Sasso Marconi. In occasione dell'11ª edizione del Marconi Radio Days, un convegno per fare il punto della situazione sulla comunicazione e il futuro delle TLC. Questo convegno, che è già da parecchi anni che si tiene, è sempre stato molto concreto. Diciamo che ha una parte che è informativa verso il pubblico, ma anche tra le persone che partecipano ai vari panel, che tante volte essere chiamati a partecipare ad un panel in un luogo come emblematico come questo nella nostra regione aiuta anche agli stessi relatori, aiuta anche proprio gli stessi relatori a scambiarsi delle informazioni che magari se no non avrebbero. Durante il dibattito ha portato il suo saluto anche l'assessore trasporti, reti e infrastrutture, agenda digitale della regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini. Sentiamo, secondo l'osservatorio regionale, qual è la situazione della digital divide in Emilia-Romagna. Viene fuori intanto un'assunzione di impegno da parte della regione Emilia-Romagna, dalla sua società Lepida, di estendere il più possibile i diritti digitali e di renderli esigibili, perché o un diritto lo è esigibile oppure non è un diritto. E per far questo dobbiamo anche materialmente, letteralmente scollinare, nel senso di offrire le stesse opportunità tecnologiche delle grandi città, che ora sono diciamo così coinvolte dalla banda ultralarga, appunto a comparti di montagna, ai comuni più periferici, innanzitutto partendo dalle amministrazioni comunali e dalle scuole, ma anche cercando di offrire delle possibilità di diciamo così, collegamento alla banda larga anche ai distretti artigianali. Per fare questo utilizzeremo ovviamente le risorse europee che abbiamo già in qualche modo opzionato con dei progetti abbastanza trasversali fra i vari assessorati in regione, e abbiamo buona ragione di ritenere che questi anni saranno costituenti per la diffusione e realizzazione dei diritti digitali e della banda larga. Secondo Vincenzo Zezza, direttore dell'Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Ministero dello Sviluppo Economico, c'è sì un problema di offerta ma anche di domanda. Il passaggio ormai, da quello che noi monitoriamo, è completamente avvenuto. Restano sicuramente delle aree, delle lacune. Va detto che nella nostra esperienza, nella nostra attività di monitoraggio, veniamo spesso chiamati dai comuni per intervenire, per andare a fotografare la situazione, e devo dire che raramente noi troviamo dei casi in cui c'è una mancanza dell'emittente. Spesso il problema è che chi era tradizionalmente abituato a dirigere le proprie antenne riceventi verso una direzione, in questo momento ha bisogno di in qualche modo ritarare il suo impianto. La differenza principale tra analogico e digitale, come sapete, è quella che l'analogico aveva il vantaggio che, se anche la ricezione era di non perfettissima qualità, il segnale veniva comunque ricevuto. Nel caso del digitale il segnale è nettamente migliore, ma se non è perfetto non vedo nulla, Allora, questo è richiesto ancora qualche piccolo sforzo da parte di alcune zone per fare questa operazione proprio da parte degli utenti. Noi comunque siamo a disposizione come Ministero dello Sviluppo Economico, i nostri sportelli sono aperti, le segnalazioni possono esserci fatte in qualsiasi momento. Mi fa un po' sorridere, in senso anche un po' amaro, pensare che l'Italia o comunque queste zone sono poco digitali, ed è la patria di chi ha inventato anche la radio, di chi ha inventato un po' quella che è la rivoluzione. Non inventato, ha rivoluzionato un po' anche il modo di comunicare. Beh, assolutamente sì, questo territorio ha una sua storia, una sua valenza nell'ambito delle comunicazioni che è preziosissima. Voi sapete,
c'è un museo a Bologna che è molto importante da questo punto di vista e che vi raccomando di vedere, perché proprio il Museo Pelagalli, intendo, vi consente di toccare con mano, ma comunque è proprio permeata in questo territorio. Ed è esattamente questo quello a cui facevo riferimento prima. L'esperienza di Marconi ci dice che anche in un paese come quello nel quale viveva Guglielmo Marconi, che era sostanzialmente un paese agricolo, è possibile immaginarsi qualcosa di completamente nuovo, cioè di rompere le barriere, come il tema del andare oltre i limiti, diciamo così, come il tema di questa giornata, di questi eventi che celebriamo oggi, ed è proprio questo quello a cui intendevo riferirmi, cioè se sul territorio si individuano poi anche le utilizzazioni, l'infrastruttura non può che venire a quel punto. Aspettarsi che ci sia prima, insomma le due cose devono viaggiare in parallelo, perché sennò il rischio davvero, in altri casi si è riscontrato, che se l'infrastruttura non viene poi a essere effettivamente utilizzata o richiesta, questo rallenta lo sviluppo complessivo. Importante nel limitare il digital divide in Emilia-Romagna il ruolo di Lepida. Sentiamo Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida SPA. Per quanto riguarda la banda ultralarga, noi abbiamo gli obiettivi europei, che sono quelli di avere il 30 megabit al secondo disponibile per il 100% della popolazione e soprattutto di avere il 100 megabit al secondo utilizzato ben dal 50% della popolazione. Utilizzato vuol dire che c'è, vuol dire che so che cosa farmene, che l'ho comprato e lo sto effettivamente utilizzando. Per fare questo evidentemente ci vogliono dei soldi pubblici, perché il mercato da solo non è in grado di svilupparsi e non è in grado in tutte le zone, soprattutto in quelle montane o in quelle comunque particolarmente con case sparse, non è in grado di arrivare ad avere una sostenibilità completa. Di conseguenza stiamo studiando quali sono i meccanismi più corretti per aiutare il mercato, per costruire delle infrastrutture, tipicamente delle fibre ottiche, per portare banda nelle zone più isolate e per poi consentire al mercato di fare l'accesso, cioè di portare il servizio effettivo fino al cittadino o all'impresa, capendo che l'impresa e il cittadino sono due soggetti diversi con due esigenze diverse. Quali sono le difficoltà maggiori che incontrate nel diffondere la banda larga? Ma le difficoltà maggiori sono due: soldi e permessi. Soldi per riuscire in qualche modo a fare queste infrastrutture, permessi per riuscire a costruirle, che da un lato vuole dire la costruzione fisica dell'oggetto. Pensi che in qualche caso ci vogliono 11 mesi per avere i permessi e 1 mese per fare la realizzazione, pur essendo pubblici e lavorando per il pubblico, e stiamo lavorando fortemente per semplificare tutto questo e per renderlo molto più diretto, molto più immediato, non perché c'è qualcuno che non vuole consentire la realizzazione delle infrastrutture, ma perché il numero di norme e la loro complessità è tale per cui effettivamente ci vuole tanto tempo per arrivarci in fondo. D'altro canto poi dobbiamo anche considerare che in uno scenario così complesso dobbiamo coinvolgere molti operatori per riuscire poi a dare il servizio finale, e quindi stiamo cercando di mettere insieme un modello in cui ci sono piccoli operatori per piccole aree e grandi operatori per grandi aree con modelli di business differenti. Qual è lo stato dell'arte dell'Emilia Romagna? È uno stato dell'arte per quanto riguarda la banda larga buono, e per quanto riguarda la banda ultralarga ovviamente non buono. Banda larga siamo riusciti nel 2013 ad avere il 98% circa di popolazione coperta per quanto riguarda risorse terrestri e un 2% per quanto riguarda risorse satellitari. Per quanto riguarda la banda ultralarga le rilevazioni per ora non sono particolarmente effettuate con dati certi, perché se ne sta parlando da meno di un anno, quindi faccio fatica a darvi dei numeri. Circa il 30% per il 30 mega e l'1% per il 100 mega, siamo lì.